l'abito della festa ha preso il posto di stivali, caschetti e abbigliamento da gara nella tradizionale serata degli Oscar di Fise Veneto. Lo scorso 5 settembre a Villa Bonin, Vicenza, è andata in scena una serata magica che ha celebrato i migliori risultati sportivi agonistici del 2022. Sul palco Roberta Zorzi insieme a Carlo Rotunno e Antonio Latteri con i racconti di Umberto Martuscelli. Questo è l'appuntamento più atteso. È anche il momento in cui si esprime grande gioia, grande aggregazione, perché è un momento in cui tutti gli atleti di tutte le discipline si trovano insieme per festeggiare i risultati a livello nazionale, internazionale e mondiale. La partecipatissima cerimonia di premiazione si è aperta con l'inno di Mameli cantato da Katia Ricciarelli e dal baritono Alberto Zanetti. Ero qui come ospite e non mi sono certo fatta pregare per cantare il nostro inno che mi ha sempre commosso moltissimo. Poi commossa per questo premio, veramente anche questo per me è stata una sorpresa. Non sono facile a commuovermi, ma quasi. Che dire, evviva il Veneto! Volteggio, salto ostacoli, club, attacchi e ancora endurance, dressage, reining completo. Gli atleti di tutte le discipline si sono ritrovati per condividere i successi conquistati e non solo. Alla loro gioia e soddisfazione hanno partecipato anche tanti rappresentanti delle istituzioni e dei comitati di altre regioni. Facciamo queste bellissime riunioni annuali per festeggiare tutti i vincitori, ma anche per dare uno stimolo a chi quest'anno non ha vinto e quindi il prossimo anno cercherà di salire sul palco. Lo sport è una scuola di vita importante, devo dire che gli sport equestri hanno tantissimi insegnamenti. Il Veneto è una bella locomotiva, è una locomotiva economica, è una locomotiva anche sportiva. Funziona molto bene lo sport equestre in Veneto, complimenti a tutto il Consiglio regionale che si adopera, ma soprattutto agli istruttori e ai circoli che animano questo movimento importante e devo dire hanno una grande responsabilità con tutti questi ragazzi che noi abbiamo all'interno del nostro mondo. Onorare chi ha onorato lo sport ai vari livelli, agonistico in particolare, gli atleti sono il nostro core business, i dirigenti, le società, è doveroso perché il popolo dello sport dà molto, dà tutto se stesso per i giovani, per la pratica sportiva, quella sana, educativa, formativa. È giusto quindi riconoscere nei momenti importanti quello che fanno. La festa di bellissimi e incoraggianti risultati sportivi e anche la celebrazione di progetti ben riusciti, come quello del Teatro Equestre, che promuove il cavallo a vero e proprio artista in scena. E ancora Cavalli in Villa, l'iniziativa Pennellate d'autismo con il maestro Gianfranco Barco e i suoi splendidi dipinti, il libro L'improbabile gioia di Paolo Borin e la storia della nuova vita di Tiger Allez, inseparabile compagno di Alizé. Questa sera vengono riconosciuti a loro anni e un anno veramente impegnativo dove a livello nazionale ma anche internazionale hanno portato a casa tanti successi e credo che se lo meritino. Non è il primo anno che vengo, sono venuta anche l'anno scorso e veramente l'entusiasmo dei ragazzi nel ricevere la statuetta, nel ricevere il premio, è un piacere esserci e vedere la soddisfazione nei loro occhi. Quindi complimenti anche, scusate, alla presidente Campese perché credo che faccia un lavoro per questo sport e per questi ragazzi davvero straordinario. La serata degli Oscar è anche un momento per concretizzare importanti progetti. Con la Regione Veneto, per esempio, la sottoscrizione di un protocollo che favorisce il rapporto tra le scuole e il mondo dei cavalli. Sono molto felice di partecipare questa sera perché è un po' anche vedere lo svilupparsi di un'attività che io amo molto, io stessa amo molto il cavallo, però anche con gli occhi dell'assessore regionale all'istruzione che con loro, con la FISA in particolare, ha sottoscritto la nostra regione un accordo per far conoscere il cavallo e gli sport equestri nelle scuole. E quindi questa sera, siccome ho visto molti giovani e molti ragazzi che hanno fatto anche questo bellissimo rapporto tra
persone normodotate, persone che hanno problematiche, credo che il cavallo sia veramente un bel racconto per tenere insieme. Vengono usati anche come pet therapy, abbiamo approvato una proposta di legge l'anno scorso su questo motivo e devo dire che comunque il cavallo deve essere riscoperto perché effettivamente non gli diamo il valore che aveva una volta. Una volta era il fulcro principale di tutte le attività anche culturali e lavorative, adesso deve essere comunque uno spunto per nuove attrattività. E la firma in diretta di una lettera di intenti volta a sensibilizzare sul tema dell'accessibilità. L'obiettivo finale è quello di riuscire a far sì che il simbolo ONU per l'accessibilità venga adottato, un simbolo che l'ONU creò nel 2015 che mette la persona al centro, va a sostituire il simbolo della sedia a rotelle, l'abbiamo un po' accantonato come Italia e come Europa e insomma sto girando, firmando lettera di intenti con enti, città, associazioni. Io sono felicissima perché Fisi diciamo che è già molto avanti anche con la tematica accessibilità, con la tematica inclusione, perciò è un passo importantissimo anche per il progetto L'altro puoi essere tu, perché sono diciamo con l'ente giusto, perché la lotta sarà fatta adesso con più forza. Un comitato veneto vulcanico che ha a cuore atleti, genitori, istruttori, sponsor, il cui supporto rende possibile tanti progetti. Un comitato instancabile guidato da una insostituibile presidente. Un comitato che mette il cuore, la passione in quello che fa e questi sono i risultati. In Veneto c'è un grande clima di unione, un grande clima di squadra e secondo me questo è il successo ed è anche quello che muove lo sport. Noi ne siamo solo gli interpreti.